benvenuti sul lungomare di Rapallo. Un'occasione sicuramente molto gaudente quella che ci attende in questa fine settimana. Infatti va ad inaugurarsi l'edizione numero 60 del Palio Marinaro del Tigullio. Campionato Remiro per eccellenza, 60ª edizione, se naturalmente sommiamo le 14 pre-1970 alle 46 che andranno ad impalmarsi domani della nuova era, ovvero quella che ha preso il via nel 1974. Rapallo ha l'onore e l'onere di aprire l'edizione 2019 di questo importante appuntamento Remiro, che vale non soltanto per il lato sportivo ma anche e soprattutto per quello che riguarda la tradizione marinara del Golfo del Tigullio. Quest'oggi è un semplice passaggio, ovvero un transito di coloro i quali saranno protagonisti domani pomeriggio sui gozzi mitici da 22 palmi a 4 vogatori più il timoniere. Naturalmente la giornata di domani sarà ricca non soltanto dell'esibizione dei protagonisti che tra poco conoscerete cada uno qui sul palco rapallese, ma vedrete anche in lizza altre formazioni con altro tipo di imbarcazione. Ma di tutto ciò ne parleremo più ampiamente domani. Ciò che viceversa è predominante quest'oggi qui sul lungomare di Rapallo è, come si suol dire, la punzonatura delle imbarcazioni, ovvero il controllo dei 5 scafi prima del via e soprattutto la conoscenza diretta delle protagoniste, soprattutto ai remi, e dei protagonisti al timone, naturalmente del timoniere e remi vogatori che saranno qui convocati. Prima di ciò però è naturale un saluto d'obbligo da parte della Presidente dell'Associazione Amatori Palio del Tigullio, ovvero Carolina Birindelli. Grazie Gianrico, ben ritrovato al nostro speaker ufficiale della manifestazione. L'hai detto tu, quest'anno è la 60ª edizione, quindi è un compleanno importante. Siamo i nuovi giovani, la nuova generazione del Palio, quindi è un grande piacere iniziare questa edizione importante proprio qui a Rapallo. Una splendida cittadina del Tigullio che ha subito, come ho già detto in altri momenti, un danno gravissimo dovuto alla mareggiata del 2018, ma che ad oggi mi sembra che si sia eccellentemente rialzata grazie a tutto il lavoro della sua amministrazione. Ovviamente, come voi sapete, i protagonisti, come dico sempre io ogni anno, sono questi ragazzi che vedete oggi schierati qui vicino alle loro imbarcazioni, che sono un po' come i loro bambini, se vogliamo chiamarli così. Quando salgono su queste imbarcazioni fanno tanta fatica, sudano per arrivare a comunque un risultato eccellente, quindi grazie ragazzi come sempre per esserci oggi. Naturalmente qui abbiamo le imbarcazioni che gareggeranno domani alle ore 15 qui nello specchio di Rapallo, dalla Lega Navale di Rapallo, che è un grande rientro, e ringrazio veramente perché so tutte le difficoltà che avete avuto, grazie anche per l'organizzazione di domani. Lavagna con la compagnia Remiera Lavagniere, Sessi Levante, la Lega Navale di Chiavari e infine, ma non per ultimo naturalmente, l'Agostino Molteda San Michele di Pagana. Grazie davvero di cuore a tutti voi che siete i veri protagonisti del Palio. Ovviamente tutto questo non sarebbe possibile se non avessimo dalla nostra parte anche quelle che sono le amministrazioni comunali, dove noi ogni anno svolgiamo il nostro Palio, che come vi dicevo ha grandi difficoltà organizzative ma siamo sempre sul pezzo. Quindi io oggi ho tantissimi rappresentanti diciamo delle istituzioni, ma in particolar modo vorrei ringraziare il Comune di Rapallo con la persona del dottor Alongi, che inviterei a salire sul palco. Grazie. Un applauso a Rapallo fortissimo, perché ci siamo. Grazie Rapallo, grazie. Grazie di cuore. E niente, io sono Salvatore Alongi, grazie di avermi introdotto. Sono il consigliere anziano del Comune di Rapallo. In realtà probabilmente non sono il più anziano, ma per motivi elettorali ho avuto l'onore di presenziare, di dare l'inizio ai lavori al primo consiglio comunale, e oggi ho l'onore di darvi il benvenuto nella nostra città insieme alle colleghe amiche Antonella Onzo e Laura Mastrangelo. Io innanzitutto ringrazio il Presidente Birindelli per la sensibilità che ha avuto nell'indicare Rapallo come prima tappa di un evento così importante. Questo è il 60° Palio Marinaro del Tigullio e è una data importante
E voi siete gente di mare, potete capire come Rapallo sia stata ferita dalla mareggiata del 29-30 ottobre. Quindi un atto di sensibilità grande, importante, perché io mi ricordo, penso che ormai è storia, è sotto gli occhi di tutti quando il 31 ottobre il nostro sindaco disse: il giorno di Pasqua non ci saranno più imbarcazioni nel nostro golfo. Questa sembrava una boutade, sembrava un qualcosa di buttato lì, e in realtà poi è stato un impegno sincero, un impegno che il sindaco, la sua giunta, tutti gli amici della Lega Navale sono riusciti a portare a termine. Quindi a Pasqua non c'erano più imbarcazioni nella passeggiata e oggi Rapallo, come potete vedere, è in gran forma ed è pronta ad accogliere i turisti per la prossima stagione estiva o comunque stagione entrante, quindi turistici che ci auguriamo copiosi. E il fatto che voi stessi abbiate organizzato la prima tappa, il via di un evento così importante, è la testimonianza, oltre che di una grande sensibilità, come ho già detto e ci tengo a ribadirlo, anche del fatto che comunque il nostro golfo adesso è davvero fruibile e in forma e pronto per grandi eventi. Quindi siamo doppiamente orgogliosi, io, il sindaco, la giunta, tutti gli amici consiglieri, di darvi il benvenuto qui oggi. L'altro elemento da amministratore di una città che noto e che voglio sottolineare è questo Palio del Tigullio. Quindi voi con il mare, lo state facendo da anni, tendete ad unire tutte le città del Tigullio. Il Tigullio è un qualcosa di unico, effettivamente. Gli amministratori ci sono arrivati un po' dopo, il mare ci è arrivato prima. Il Tigullio è una cosa unica che va da Sestri a Portofino. Ed è giusto, e mi sembra che al di là delle parole i fatti lo stiano confermando, al di là di piccoli campanili che si erano creati, l'ottica comprensoriale è sempre più attiva e quindi il Tigullio davvero deve essere vista come cosa unica, voi ce l'avete insegnato, quindi deve essere unita nel turismo, deve essere unita nella sanità e, se vogliamo che non rimangano parole, dovrà essere unita da infrastrutture importanti che ad oggi non ci sono. Grazie. Ringrazio ancora il dottor Alongi, le consiglieri Mastrangelo e l'assessore Onzo. Grazie ancora, ci vediamo domani la prima gara, grazie, vi aspetto. Prego. È importante dire questo, è la 60ª edizione perché dal 1936, come dico sempre, sono state 60 le edizioni con qualche interruzione, però siccome Gianrico ci tiene, lo diciamo, dal 1974 è là. Nuova era del Palio Marinaro del Tigullio, e per consolidare ancora di più l'unione non solo del Golfo del Tigullio tutto alle sue magiche imbarcazioni, vogliamo convocare sul palco anche il consigliere regionale, ovvero Fabio Tosi, che anch'egli è naturalmente partecipe, come tutto il Consiglio regionale, del nostro evento. Quindi un saluto anche da parte della Regione Liguria. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie. Bene, da Rapallino sono onorato di parlare davanti a voi perché il nostro paese Italia ha una marea di rievocazioni storiche e sono poi tutte legate ad un volontariato. Quindi voi che siete diretti interessati capite quello che vi sto dicendo. Vi auguro un in bocca al lupo, che vinca il migliore, perché so che dietro a questo c'è anche un allenamento pesante e quindi quando poi c'è la gara ognuno di voi chiaramente vorrà portare il trofeo a casa. Quindi un in bocca al lupo a tutti e grazie per tenere vive queste tradizioni che fanno parte del nostro territorio e non vanno dimenticate. Grazie consigliere Tosi. Volevo invitare sul palco anche l'assessore Romanengo del Comune di Lavagna. È inutile dirvelo che sono molto felice perché oggi Lavagna torna a essere qui con noi. Grazie. Perché è un segnale importantissimo. Dopo questi anni purtroppo di assenza per motivi naturalmente importanti, ci sono, si sono dati disponibili ovviamente dal prossimo anno ad essere una delle città in cui porteremo naturalmente il nostro palio.
perché proprio quest'anno avremmo dovuto essere con loro, però come sapete le elezioni appunto si sono concluse. Quindi ho piacere di farvi fare un saluto dall'assessore Romanengo a nome dell'amministrazione di Lavagna. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie alla compagnia Remiera Lavagnese che ha portato in questi anni il nome di Lavagna sempre presente a tutti i pali. Ringrazio il comitato che mantiene questa manifestazione sempre ad alto livello. Noi ci siamo insediati da poco, ringrazio anche Sestri Levante che quest'anno sta supportandoci nell'organizzazione che forse doveva toccare a noi e quindi l'augurio è quello di riuscire l'anno prossimo a essere presenti a Lavagna, nelle nostre spiagge e poter vedere questi gozzi partire proprio dalla nostra spiaggia. Grazie a tutti. Grazie Rio. Concludo passando ancora con un mega in bocca al lupo ai ragazzi, il palio siete voi, mettetecela tutta, da domani siamo con voi, quindi ragazzi vi abbraccio tutti, idealmente, grazie di cuore. Passo la parola a Gianrico, adesso siete voi protagonisti. Grazie Carolina, orbene, nel mentre tra poco saremo protagonisti, noi naturalmente a breve avremo a convocare cada uno degli equipaggi che saranno protagonisti domani in mare. Precedentemente a ciò inizieranno i lavori cosiddetti di punzonatura, ovvero di verifica delle varie imbarcazioni nel peso e anche per quello che riguarda il controllo interno allo scafo medesimo. Quindi le imbarcazioni naturalmente verranno controllate dalla commissione tecnica organizzativa composta e guidata da Giambattista Nicolini, che è un consigliere federale della Federazione Italiana Canottaggio a Stile Fisso, nonché naturalmente componente della apposita commissione anche per conto dell'Associazione Amatori Palio del Tigullio. È una presentazione soft, naturalmente noi li rivedremo tutti, vincenti o meno, in occasione della serata finale 21 luglio a Chiavari, un gran tourbillon di giornata, ma è certo il fatto che già da oggi dovete imparare a conoscere coloro i quali da domani per 3 gare consecutive andranno a darsi battaglia. Avremo infatti domani la prima prova preparatoria qui a Rapallo, poi domenica 30 e domenica 7 luglio saremo a Sestri Levante e quindi una domenica di stop prima del gran finale, laddove il Golso in Legno avrà ancora a dire la sua. Non è detto che dopo le prime 3 prove colui il quale sarà primo in classifica parziale abbia anche a vincere il palio. Chissà mai che colui il quale è quinto quella domenica 21 di luglio abbia il colpo di scena finale. Per intanto però noi dobbiamo iniziare e iniziamo un po' non da ponente o da levante, ma visto che sono 5 partiamo nel mezzo. Quindi primo equipaggio che convochiamo per la presenza odierna, Lega Navale Italiana di Chiavari. Nel dettaglio chiamiamo sul palco Elisabetta Pellerano, che costituirà l'asse di timoneria, uno per volta. Prima la Pellerano, dove va lei? Fermi tutti. Elisabetta Pellerano inaugura piacevolmente la sfilata. Dopo di lei abbiamo Gabriele Solari, Daniele Gervasi, Marco Rocca, Francesco Ballardin. C'è qualche modifica, ma anche per il fatto che qualcuno al sabato lavora ancora, domani si è preso festa ma al sabato lavora. Fortunatamente la timoneria è qua. Bene, Lega Navale Italiana di Chiavari, che sarà anche colei la quale organizzerà il gran finale il giorno 21 luglio, quella domenica nella quale si decreterà il vincitore del Palio Marinaro edizione 2019 e poi ci sarà anche la rievocazione storica, ma ne riparleremo seguentemente. Per intanto signori, già un plauso di bene arrivo alla Lega Navale Italiana di Chiavari e Lavagna. Grazie, concediamo. E ci spostiamo un po' a levante. D'altronde può capitare, ma noi ci auguravamo che quest'anno questo sodalizio che andremo a convocare avesse finalmente trovato una timoniera all'altezza di sesso femminile. E invece no, avrà ancora una volta mister 85 kg al timone. Abbiamo fatto saltare quasi l'impianto, 85 kg abbondanti. Comunque sia, bontà loro. Per la compagnia Remiera Lavagnese, il timoniere Diego Boggiano.
I vogatori Massimo Edera, Giorgio Forni, Emanuele Capuzzo e Emanuele Vaccarezza. Abbiamo 2 istituzioni per quanto riguarda la voga sul gozzo in legno, over 50, ma almeno a livello di forza fisica non li dimostrano Massimo Edera e Giorgio Forni. Naturalmente per la compagnia Remiera Lavagnese è un impegno probante, anche perché adesso l'amministrazione comunale vi vuole vedere all'opera. Se prima erano semplici tifosi, adesso saranno lì a controllare se effettivamente, timoniere a parte, gli altri sanno ancora vogare come si confà. Noi crediamo di sì e quindi applaudiamo anzitempo la compagnia Remiera Lavagnese e la congediamo. Andiamo oltre e quindi tocchiamo l'apice del Levante Tigullino. Convochiamo i rappresentanti della Lega Navale Italiana Sestri Levante, nel dettaglio la timoniera Michelle Balisteri, i vogatori Edoardo Cascino, Domenico Ballotta, Filippo Franchini, Antonio Sanguinetti. Qui abbiamo ridotto al minimo, sono tutti a lavorare, abbiamo detto. Meno male che anche qui la timoniera l'abbiamo scampata, meno male. Naturalmente Lega Navale Italiana di Sestri Levante, come già anticipato precedentemente dall'assessore allo sport del comune di Lavagna, dottor Romanengo, ebbene la Lega Navale Italiana di Sestri Levante quest'anno supporta da vicino la compagnia Remiera Lavagnese e quindi la rileva per quanto riguarda il campo di regata del giorno 7 luglio, ma non di meno sarà presente la truppa lavagnese proprio in quella data per essere utile ai sestresi. Complimenti dunque agli amici della Bimare, complimenti a coloro i quali sono presenti a identificarli. Domani però spero di vedervi 4+1 perché sennò il gozzo non parte. Grazie Lega Navale Italiana Sestri Levante. E mi sembra ovvio che, come si suol dire in fase conclusiva, siamo a Rapallo e deve essere per forza città di Rapallo a essere onorata della parte conclusiva, dunque dell'appello sul palco. Noi partiamo proprio dalla compagine che organizza domani la giornata di regate e quindi la compagine che ritorna quest'anno in auge con i gozzi in legno. È stata assente qualche anno, ci siamo molto rammaricati di ciò. Loro, per farmi contento, mi hanno praticamente spiattellato 4 vogatori che per pronunciarli mi auguro di non sbagliare perché non sono pratico della lingua. Di solito fossero state fanciulle magari mi sarei ancora inquadrato, ma con costoro. Allora, a me già non hanno presentato i vogatori per primi, ma la timoniera. Quindi Giada Leonardini e con lei, spero bene, Lendi Bitti qui, Eno Limoni, Meriton Mazrecu e Regis Piloci. Penso e spero di averli pronunciati giusti. Bitti qui, Limoni, Mazrecu e Piloci. Lega Navale Italiana di Rapallo, prego guardare, naturalmente per loro è un doppio impegno perché domani sono organizzatori ma correndo sulle acque di casa, non potranno trovare grandi scuse. Siamo certi che siano già affiatati, poi con una timoniera già esperta come Giada Leonardini sicuramente i giri di boa li faranno bene, almeno quelli, visto che qualcuno non ha ancora imparato a farli. Molto bene. Lega Navale Italiana di Rapallo, grazie, a domani anche per voi. L'equipaggio che andiamo a utilizzare come chiusura di questa breve vetrina è colei la quale, come società, ha avuto il merito e anche la bravura di cogliere il titolo nell'edizione 2018. Destino vuole, tra parentesi, la località in questione è una frazione di Rapallo. Loro sono abituati a vogare nelle loro acque frazionali, ma non di meno domani saranno a scannarsi con i cugini di Rapallo City. Quindi chiamiamo il gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana nella persona di Laura Floris, timoniera, e con lei Simone Alessio, Giacomo Capannelli, Matteo Colombini, Michele Bozzano. Gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. Ripetiamo, l'anno scorso ebbe a conquistare la vittoria nella sfida finale che ebbe a disputarsi a Zoagli e quindi un'occasione ancora una volta come campioni uscenti di esordire domani nelle acque, diciamo, limitrofe a quelle di casa, perché no, per inaugurare al meglio la stagione, anche perché il primo dirigente Mario Piana è già lì che si sta
preparando psicologicamente a tifare a sua maniera domani, in maniera molto molto temibile, ci urla nelle orecchie come fa abitualmente da molti anni, tutto il tifo per San Michele. Naturalmente a voi il grosso compito di onorare il titolo che avete ancora in saccoccia. Gruppo sportivo Agostino Motedo San Michele di Pagana. E grazie. Naturalmente, ancora una foto, lo so, non sono abituati a belle fanciulle che li immortalano. Benissimo, si diceva, naturalmente il Palio Marinario del Tigullio, e lo vedrete già da domani, avrà l'inaugurazione quanto a gare effettive con le prove sui gozzi in vetroresina, quelli similari ma per nulla uguali a questi mitici in legno. Avremo dunque un programma che scandirà il suo ordine con le prove juniores, femminile e seniores prima della prova sui gozzi, 5 gozzi in legno da 22 palmi. È ovvio ed evidente che tutte le gare saranno seguite in maniera molto attenta anche dalle telecamere di Teleradio Pace, così come avviene già da 5 anni, quindi avete poi la riproposizione in televisione di ciò che i protagonisti dei vostri sodalizi hanno o meno saputo fare. È ovvio ed evidente anche che le gare in questione hanno una classifica, come già rimarcato. Per i gozzi in legno sarà una classifica a punti. Al termine della terza prova del 7 di luglio la compagine prima classificata a punti avrà poi l'onore di scegliersi la boa preferita in occasione del gran finale del 21 luglio a Chiavari. Per quanto riguarda le gare invece del gozzo nazionale, siccome queste sono aperte non solo a sodalizi del Golfo Tigullio ma anche a formazioni eventualmente iscritte provenienti da altre regioni, vedi Isola d'Elba oppure Sardegna o Lombardia, ecco che la classifica sarà stilata ma varrà soltanto per quelle del Tigullio, quindi se anche una formazione del Tigullio non vincerà mai, comunque avrà i punti e quindi magari potrà ambire al titolo di categoria. Brevemente abbiamo fatto cenno, noi naturalmente non chiudiamo qua, anche perché stiamo in attesa di Don Luca Sardella, viceparroco di Sant'Anna di Rapallo, colui il quale verrà a benedire gli scafi prima del loro rientro, quantomeno se non in cantiere, in apposito posteggio, e prima della giornata inaugurale del Palio Marinario del Tigullio edizione 2019 di domani pomeriggio. Vi ricordo ancora la seconda prova, così come la terza, ma nell'ordine domenica 30 giugno a Sesti Levante, organizzazione della locale Lega Navale Italiana, il 7 luglio nuovamente nella città della Bimare con compartecipazione di organizzazione tra la Lega Navale Italiana della Bimare medesima e la compagnia Remiera Lavagnese, e poi come già detto 21 di luglio avremo dapprima la mitica rievocazione storica, giunta alla quarta edizione, rievocazione storica del primo Palio Marinario del Tigullio che ebbe a già svolgersi il 23 agosto 1936 a Santa Margherita Ligure, e appunto dal 2016 a oggi si sta riproponendo anno dopo anno, cambiando anche l'ubicazione dei siti. Santa Margherita prima, poi Rapallo, poi Zoagli e poi abbiamo avuto anche Portofino e adesso abbiamo Rapallo quest'anno. Per intanto iniziano le opere di controllo da parte della Commissione Tecnica Organizzativa e naturalmente tutto ciò comporterà un duro lavoro da parte del commissario Giambattista Nicolini. Noi nel momento approfittiamo ancora della presenza di Carolina Birindelli perché sia anche lei a stimolare tutti voi, quali naturalmente sarete magari presenti di passaggio sul lungomare rapallese domani, a proseguire il nostro cammino insieme a Sette Levante, ma soprattutto nella chiusura di Chiavari, perché veramente quella serata, quel mezzo pomeriggio serata non tarderà di stupire, perché oltre allo sport ci saranno anche altri appuntamenti il 21 di luglio. Prego. Sì, il 21 di luglio sarà una data importante perché insieme all'ultima gara del Palio che decreterà il vincitore ci sarà anche la rievocazione storica. In realtà io ero seduta sul palco perché c'è una richiesta da parte giustamente dei rappresentanti del comune di Rapallo di fare una foto dal consigliere regionale Tosi, di fare una foto con tutti i ragazzi degli equipaggi. Se riuscite prima di iniziare la pesatura, così vi mettete tutti sul palco con loro e facciamo una foto di ricordo. Grazie, venite ragazzi, forza! Prima che iniziamo la pesatura, in modo tale che riusciamo a fare questa foto di ricordo con tutti. Vabbè. E 3 ti arriva alle 5.
E naturalmente anche le prese Telepace cercate di non ostruire il passaggio visivo della telecamera, perché naturalmente andate più avanti perché la luce più avanti, se no la luce non c'è per la foto. Avanzate più che potete, tanto noi avanti, più avanti, prego ragazzi, tanto noi ci defiliamo sull'angolo. Prego. Naturalmente mischiamo le acque, Sestri Levante, San Michele, Rapallo, Chiavari, Lavagna, tutti insieme appassionatamente. Ovvio ed evidente che se lasciate davanti tutte le presenze femminili è meglio, così rimane tutto l'alone nero dietro e le belle ragazze, le belle signore rimangono immortalate pienamente. La foto di gruppo, le riprese a cui Telepace, che ha avuto, naturalmente poi chi vincerà non si sa, ci sono tante, diciamo, voci su chi potrebbe essere il vincitore 2019. Io vi ricordo, viene stilata una classifica gara per gara, al termine delle 3 prove preparatorie l'Armo che avrà ottenuto il miglior punteggio sarà colui il quale in occasione del gran finale del 21 luglio potrà scegliere la boa migliore, una delle 2 centrali sicuramente del campo di gara, per la partenza, quindi il tentativo di aggiudicarsi il titolo 2019. Però non è detto, ripeto, non è detto che la formazione a lei sventurata dopo le prime 3 prove abbia a ritrovare nuova linfa in occasione della finale e vada a sovvertire ogni più rosea previsione. Primo gozzo a essere pesato, controllato per meglio definire il tutto, è quello della Lega Navale Italiana di Chiavari, quindi deve essere posizionato sulla bilancia, che naturalmente, visto il peso che hanno queste imbarcazioni, intorno ai 245-250 kg, è tarata per l'occasione. Imbarcazioni che sono lunghe 5,50 m, è una lunghezza uguale, identica per tutti gli scafi. Poi naturalmente qualcuno può essere un poco più pesante rispetto ad altri, poiché naturalmente annualmente vengono effettuati i lavori in cantiere, ne deriva che se viene cambiato qualche asse può esserci che quello nuovo sia più fresco di legno e quindi abbia a pesare qualche chiletto in più. Certo è il fatto che non si deve andare sotto alla base i 2,45 perché altrimenti bisogna zavorrare. E a proposito di zavori, in particolare importante domani e nelle altre gare, il giudice arbitro al termine della prova può stabilire a sua discrezione andare a convocare o il timoniere o comunque richiedere la zavorra laddove essa deve essere presente. E in caso di mancanza o di errato peso della zavorra o imbarcazione o zavorra timoniere vi sarebbe la squalifica dell'equipaggio. Quindi si confida sempre nella massima attenzione laddove le zavorre timonieri o imbarcazione abbiano a essere situate prima della gara, ovviamente. Vedete come l'opera anche di alzata dell'imbarcazione richieda un numero cospicuo di vogatori, di atleti comunque, oltre che di dirigenti, e questo avviene in tutte le occasioni, non avendo noi arenili, tranne Lavagna, guarda caso che non è purtroppo disponibile, ma non avendo arenili sabbiosi è ovvio ed evidente che la fatica è raddoppiata nel momento in cui le imbarcazioni dal mare o verso il mare devono essere trasportate per evitare il contatto con le pietre. Avanti col secondo gozzo, nel mentre noi siamo in attesa di Don Luca Sardella, viceparroco di Sant'Anna, che provvederà poi alla benedizione delle barche, con la quale vi rimanderemo poi all'appuntamento sportivo di domani pomeriggio. Naturalmente il pomeriggio di domani prevederà l'avvio delle prove intorno alle ore 15, pertanto ci sarà l'apposito consiglio di regata delle società con i dirigenti preposti intorno alle ore 14:15, 14:30. Le imbarcazioni poi saranno tutte ricoverate nella parte portuale e quindi dovremo attendere di volta in volta che abbiano a spostarsi verso la zona di partenza, che sarà, come potete già notare, innanzi al lungomare. Sono state già predisposte le bandierine, 6 bandierine che costituiranno la partenza e l'arrivo, poi ve ne sono altre 6 situate al largo laddove verranno effettuati i giri di boa. Gozzi in legno quindi
che saranno protagonisti però solo nel tardo pomeriggio. Pertanto i vogatori tutti che oggi avete visto sfilare qui sul lungomare di Rapallo avranno a caricarsi psicologicamente, anche a prepararsi mentalmente con più tempo rispetto ai colleghi che dovranno gareggiare sui Gozzi in Vetoresina. Abbiamo visto già l'opera di Chiavari che è ultimata, vanno a riporre adesso i remi sullo scafo gli atleti della Lega Navale Italiana Chiavari e Lavagna, e la compagnia Rimira Lavagnese è colei la quale viene adesso ad essere convocata dal responsabile Nicolini per il peso. Compagnia Rimira Lavagnese, e vedete, se quantificate il numero di persone che vanno ad alzarla, sono davvero tanti. Ne contiamo addirittura 11. Lavagna che, se non andiamo errati, Lavagna è una delle più pesanti proprio degli scafi. Ancora il peso, mentre abbiamo visto arrivare a noi Don Luca Sardella, quindi viceparroco di Sant'Anna, lo convocherei al mio fianco, Don Luca, mentre ultimiamo il controllo della barca di Lavagna e poi daremo ovviamente voce alla benedizione impartita dal viceparroco di Santa Maria del Campo. È effettuata anche la compagnia Rimira Lavagnese, quindi Don Luca, se gentilmente vuole accedere presso di noi, il tempo di fare posare l'imbarcazione, poi naturalmente dovrà effettuarla un po' in maniera antioraria perché il Gozzo di Chiavari è stato posizionato lateralmente dopo il peso. Un attimino, gentilmente, Quadri, dirigente della Lega di Sestri, un attimino, perché approfitterei della presenza di Don Luca Sardella per procedere alla benedizione eucaristica, in modo tale che poi possiate proseguire l'opera in maniera più tranquilla e senza soprattutto quel fastidioso e pesante sottoscritto che parla. Don Luca Sardella, viceparroco di Sant'Anna di Rapallo, le lascio il microfono, lei è ben pratico più di me, quindi non devo assolutamente fare da leggio. Le lascio i ragazzi più avanti rispetto alle imbarcazioni, così almeno gentilmente tutti gli atleti, anche Rapallo, avanti al Gozzo, grazie, così favoriamo la benedizione di Don Luca. Grazie, buonasera a tutti, ma intanto un saluto anche a nome della comunità pastorale di Rapallo, che è contenta di vedere comunque dei ragazzi che arrivano da tutte le zone del nostro territorio impegnati in questa bella impresa. Ed è un'eredità lunga quella che raccogliete, perché vedo che ho questa edizione, la numero 60, e allora è bello quando ci sono delle passioni contagiose. Voi siete qui raccogliendo l'eredità bella di tanti altri ragazzi che vi hanno preceduto e diventate segno di come non ci si lasci spaventare dalla fatica, dal sacrificio, dagli allenamenti, dagli orari che si incastrano nelle nostre vite sempre più complesse. Siete davvero il segno che davvero le passioni grandi mettono in movimento la vita. E allora l'augurio per tutti di interpretare questo palio con la passione di cui siete capaci. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, principio e origine dell'universo, dal quale scaturisce ogni bene, sia con tutti voi. Il Signore ci dà le energie perché lo serviamo con gioia, aiutiamo i nostri fratelli e sottomettendo il nostro corpo alla sua legge ci rediamo idonei ad ogni opera di bene. Anche il tempo libero, che offre una pausa di distensione allo spirito e l'opportunità di esercizi sportivi per il corpo, è cosa gradita a Dio. Così, ristorati spiritualmente e fisicamente rinvigoriti, recuperiamo una maggiore armonia con il creato e il creatore, che ci renda più disponibili all'incontro e alla fraternità universale. Preghiamo.
Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi ad un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi giovani e questi equipaggi favoriscano nell'esercizio di questa attività la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie Don Luca. Adesso scende per impartire la benedizione con apposito strumento. Non sono molto pratico. Ecco. Naturalmente cercate di essere poi positivi anche in mare, non soltanto qui al momento della benedizione, perché Don Luca Sardella lo vogliamo ringraziare, naturalmente la sua parrocchia di Sant'Anna, è un impegno probante, gentilmente è venuto a noi, quindi a lei, prego. Concludiamo insieme. Dio che infonde vigore ai corpi e luce alle menti, vi guidi giorno per giorno perché in letizia e fraternità diventiate ambasciatori e testimoni di pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. E buon Palio a tutti. E grazie a Don Luca Sardella. Grazie, perché veramente abbiamo dunque avuto l'occasione anche di avere l'ufficiata, la benedizione, quindi a questo punto possono riprendere le opere di controllo. Era la Lega Navale Italiana di San Stefano che doveva portare in qualche modo il gozzo sulla pesa. Al momento mi pare che siano andate perfettamente quelle della Lega Navale Italiana di Chiave e della compagnia Remiera Lavagnese. Ne deriva quindi che l'opera proseguirà, ripetiamolo, controllo predominante del peso, ma poi naturalmente anche per ciò che riguarda eventuali presenze di zavorre in precedenza alla gara di domani. Vogliamo ricordare ancora che le regate del Palio Marinaro del Tigullio vengono disputate sotto l'egida della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso e quindi naturalmente gli arbitri che saranno di volta in volta chiamati a guidare le gare sono direttori di gara della federazione medesima affiliata al CONI. Quindi massima serietà in tutto e per tutto. Ovvio ed evidente che poi, come si soleva dire una volta, vinca il migliore, a meno che non ci sia un grandissimo colpo di vento che abbia a favorire quello che magari tanto in forma non è. Comunque sia, questo è quanto vogliamo già, oltre che ringraziare il Comune di Rapallo per la giornata odierna, l'ospitalità e tutto ciò che si confà per l'organizzazione, la Lega Navale Italiana di Rapallo. Naturalmente ringraziamo già in partenza gli organi di stampa e varie fotografe, ce n'era una molto avvenente che ha scattato 20-30 foto, auguriamoci di ritrovarla domani pomeriggio qui a Rapallo, come ci auguriamo ovviamente di ritrovare tutti voi puntuali per seguire le prove remiere e sui gozzi vetraresina, ma soprattutto sui mitici gozzi in legno da 22 palmi. E come si suol dire, mentre l'opera di punzonatura proseguirà ancora per almeno un 15-20 minuti, vogliamo chiudere la presentazione del palio con quello che è il motto di apertura delle prove remiere che verrà ribadito domani. L'occhio è già desto, il cuore in subbuglio. Bisogna fare presto, sta per cominciare il Palio Marinaro del Tigullio. Domani pomeriggio, ore 15, lungomare di Rapallo. Grazie a tutti, buonasera. So I took her hand and I gave it a thrill, and I lost my heart to a Galway girl.
la prima prova valevole per l'edizione numero 60 del Palio Marinaro del Tigullio. 60esima complessiva nell'arco delle sue annate. Il Palio Marinaro ne ha vissuta una prima tranche, ovvero 14 negli anni precedenti diciamo, alla Seconda Guerra Mondiale e una piccola parte immediatamente dopo il secondo conflitto. Poi ci fu un'interruzione, dal 1974 ha ripreso in maniera costante il suo svolgimento e quindi quest'anno si va a festeggiare in contemporanea 46 edizioni della nuova era e complessivamente 60 dell'avvenuto ripristino del Palio Marinaro. Un appuntamento che accomuna tutte le località del Tigullio e che quindi regalerà senz'altro a tutti voi che avrete modo di ammirare le disfide remiere grande spettacolo in questo pomeriggio abbastanza caldo ma non eccessivamente per quanto riguarda l'estate 2019. È il primo appuntamento dei 3 che contraddistingueranno, diciamo così, il cammino del Gozzi in Legno, che è lo scafo sul quale vive il Palio Marinaro del Tigullio. Il Gozzi in Legno che vedremo come ultima prova odierna e che per l'appunto andrà a completarsi in 3 prove con una classifica che servirà per l'ultima domenica, quella più attesa del 21 di luglio, allorquando, al di là della finale vera e propria che decreterà il vincitore 2019 della manifestazione Remiera Tigullina, avrà anche l'appendice con la rievocazione storica di quello che fu effettivamente la prima edizione del Palio Marinaro del Tigullio, svoltasi a Santa Margherita Ligure il 23 agosto 1936. Ma di tutto ciò se ne riparlerà ovviamente anche nei prossimi turni, nelle prossime domeniche. Quest'oggi a Rapallo, organizzato dalla Lega Navale Italiana di Rapallo con la collaborazione del gruppo sportivo Agostino Moltedo di San Michele di Pagana, abbiamo la proposta dapprima delle prove sui gozzi in vetroresina, ovvero sugli scafi similari per quanto riguarda la lunghezza e anche per quanto riguarda i componenti di equipaggio. E dicevamo, per quanto riguarda anche la lunghezza, siamo sull'ordine dei 5,50 m, ma ovviamente questi in vetroresina che avrete modo di visionare durante tutte le prove precedenti a quelle sui gozzi in legno non regalano le stesse emozioni. Quindi per quanto riguarda il Palio Marinaro del Tigullio andrà a viversi la giornata con le prove del gozzi in legno verso le ore 18. Dapprima ad inaugurare il Palio 2019 e le regate odierne c'è la prova dei cosiddetti master, ovvero formazioni composte da un equipaggio la cui somma totale non deve essere, di anni ovviamente, minore a 180 e sicuramente, vista i nomi che abbiamo scorso in pre-vigilia del Palio, sicuramente i 180 li superano e come. Avremo un equipaggio che rappresenta San Michele di Pagana, uno il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi e il terzo Sestri Levante. Le prove sulla categoria Master sono a campo ridotto, quindi con un percorso minore rispetto a quelle che successivamente visioneremo e commenteremo. Quella dei Master verte su un 500 metri con un giro di boa, anche perché naturalmente, vista l'età, non è il caso di farli, come si suol dire, boccheggiare. Certo è il fatto che però, come già capitato nelle scorse estati, queste sfide hanno una particolare importanza perché molti di loro che sono a bordo sui rispettivi scafi testé nominati provengono da esperienze in gioventù di alto livello proprio sui gozzi in legno. Quindi, rivangando il passato, chissà mai che riescono a vincere. Certo è il fatto che tra poco i 3 scafi andranno ad allinearsi, stanno ultimando una fase di riscaldamento, diciamo così, stanno provando se funziona ancora quel feeling che è stato provato in batteria. Vedremo. Certo il fatto che a breve si schiereranno nel seguente ordine: alla boa color bianco l'armo del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, alla boa verde si porrà l'armo della Lega Navale Italiana di Sestri Levante e alla boa gialla quello del gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. L'arbitro che viene oggi a essere chiamato in causa per ciò che riguarda Prova Master è un veterano del Palio Marinaro, sui gozzi in legno anche lui,
e quest'oggi avrà l'onere di dare il via e perché no anche dare il beneplacito all'arrivo agli scafi che avranno l'ardire di giungere, si spera con particolare brillantezza, anche in fondo alla fatica. Annotiamo come l'equipaggio che sta arrivando ora per schierarsi in partenza ci pare già bello carico. Gli altri due stanno ancora un attimino ultimando i preparativi. Naturalmente molti di questi sono reduci da riscaldamenti ancora fino a ieri sera per presentarsi al meglio, e vedremo. Per intanto il circolo pescatori dilettanti rapallesi è già sulla linea di partenza e può rimanervi. Attendiamo che i corsari della Bimari, biancoverdi di San Michele, abbiano un poco ad accelerare i preparativi, anche perché, come si suol dire, abbiamo altre gare da fare. Quindi partita a questo istante dunque la prova non ufficiale ma senz'altro intensa quanto ad agonismo per la categoria Master. Abbiamo in acqua numero 2 il circolo pescatori dilettanti rapallesi, la timoniera Valentina Scalfi, con lei in barca Luca Franceschetti, Claudio Chiarelli, Ivano Marcaferri e Massimo Solari. Nella corsia mediana abbiamo la Lega Navale Italiana di Sesti Levante, la timoniera Silvia Chiappella, i vogatori sono Isidoro Zappalà, Claudio Maccà, Tommaso Laganà e Marco Sanguinetti. E poi ancora in acqua più esterna il gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana, la timoniera Bruna Crovo, i vogatori Gabriele Magnani, Roberto Poli, Marco Bianchi e Silvano De Nicolai. La partenza ci è parsa abbastanza briosa da parte della Lega Navale Italiana di Sesti Levante e del circolo pescatori dilettanti rapallesi. Lievemente più indietro parrebbe il San Michele di Pagana. Naturalmente gli equipaggi poi arriveranno al giro di boa e dovranno cadenzare, come si suol dire, la parata, perché se vanno troppo in velocità rischiano di andare oltre il campo stesso, mentre invece se non vanno a decelerare con giustezza rischiano anche di perdere la posizione al momento ricoperta. Naturalmente poi, in virtù della bravura dei timonieri, di riuscire o meno a completare al meglio la virata medesima. Attacco adesso del circolo pescatori dilettanti rapallesi, tiene però la Lega Navale Italiana di Sesti Levante e permane un poco più indietro il gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. Attenzione perché nonostante una brezza laterale gli equipaggi paiono ben inquadrati, quindi ben lanciati verso quello che sarà l'unico giro di boa. Ancora vediamo la prua del circolo pescatori dilettanti rapallesi che cerca di rimanere innanzi a quella della Lega Navale Italiana di Sesti Levante. Attenzione perché naturalmente non è detto che l'armo che entra in prima posizione abbia fuoriuscire altrettanto positivamente. Bisogna essere davvero molto astuti e bravi a completare al meglio la tornata. Attenzione, si allarga il circolo pescatori dilettanti rapallesi, fa lo stesso la Lega Navale Italiana di Sesti, lievemente avanti, lievemente la prua dei rapallesi sui sestesi. Giunge ora anche il San Michele di Pagana ad entrare in virata. Bisogna abbandonare celermente la bandierina di competenza, viene abbattuta quella di colore bianco dai ragazzi del circolo pescatori dilettanti rapallesi che hanno ripreso la via verso il traguardo, ma vengono marcati stretti dalla Lega Navale Italiana di Sesti Levante. Ancora il tentativo adesso operato in maniera molto più decisa dai biancorossi della Bimare, i quali evidentemente hanno beneficiato di una felice uscita rispetto forse a qualche attimo di defiance patita dai ragazzi del circolo pescatori dilettanti rapallesi, sui quali provano a rinvenire gli atleti biancoverdi dell'Agostino Moltedo San Michele. E adesso Sesti Levante sta aumentando la parata. Effettivamente al giro di boa evidentemente la timoniera Silvia Chiappella è riuscita poi a dare l'input giusto per ripartire nella propria corsia, nella giusta traiettoria. Qualche difficoltà in uscita avevamo vista a carico dei rapallesi del circolo pescatori dilettanti rapallesi, appunto, che avevano, come si suol dire, schiacciato, si erano abbarbicati sulla bandierina di competenza e lì presumibilmente hanno perso quella
prua di vantaggio che avevano proprio sui sestesi, i quali ancora continuano indefessi nel tentativo di allungare. Non demorde giustamente però il circolo pescatori dilettanti rapallesi, come potete notare è una gara viva, ancorché, che si era già detto in partenza, si tratta di vecchie glorie. Sono vecchie glorie che si stanno mantenendo bene, qualche chilo di qua, qualche parrucchino di là, denti mancanti, ma non vuol dire, la forza è sempre la stessa, i remi e al timone, anche se i timoni giustamente hanno piazzato delle fanciulle in gamba. Ancora Sestri Levante sta tenendo sul rinvenimento del circolo pescatori dilettanti rapallesi, ancora vedete come i biancorossi nella corsia mediana stanno stringendo i denti. Naturalmente poi sarà l'arbitro Franco Baccaro che ci decreterà l'ordine d'arrivo ufficiale. Vedete ancora il duello con i rapallesi che hanno avuto ancora un rimonta, un colpo di reni finale. Vediamo il circolo pescatori dilettanti rapallesi che dovrebbe ancora essere riuscito a scalzare proprio addirittura d'arrivo la Lega Navale Italiana di Sestri. Erano partiti meglio, l'uscita di virati sestesi, hanno mantenuto la leadership, ma proprio nelle battute conclusive il colpo di reni, e che renate proprio da parte dei ragazzi del circolo pescatori dilettanti rapallesi dovrebbe, diciamo perché noi siamo ufficiosi nel nostro ordine d'arrivo, dovrebbe essere valso loro la vittoria. Ordine d'arrivo ufficioso, prova master, primo circolo pescatori dilettanti rapallesi, seconda Lega Navale Italiana Sestri Levante, terzo Agostino Morteto San Michele di Pagana. Attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale che verrà a noi riportato dall'arbitro odierno Franco Baccaro. Solo in questa prova abbiamo un numero risicato di partecipanti, poiché poi nelle prove femminile e seniores saranno 5 cada uno, così come 5 saranno anche poi, in conclusione di pomeriggio, i finalisti del Gozzi in Legno. Fase minima di riscaldamento per i due equipaggi che si contenderanno i primi punti per quanto riguarda la classifica juniores. Naturalmente un particolare che è importante, perché noi abbiamo parlato in apertura dei Gozzi in Legno, 3 prove preparatorie in vista della finale del 21 luglio a Chiavari. Nelle prove preparatorie i Gozzi in Legno avranno un punteggio che servirà per declamare la prima classificata, colei la quale in occasione della prova conclusiva potrà scegliere la boa migliore, centrale, di solito o la gialla o la verde, però quella che riterrà più opportuna per lo svolgimento al meglio della propria prova. Per quanto riguarda invece le altre categorie, le imbarcazioni avranno un punteggio che varrà solo e unicamente per quelle società che compongono l'Associazione Donatori Palio del Tigullio o che comunque sono consociate alla medesima. Ne deriva che ci sono alcune società, anche in data odierna, che prenderanno parte alle prove del Palio sui Gozzi in Vettoresina quali ospiti, quindi come compagini in trasferta, e le vedremo quando saranno per l'appunto in avvio di gara nella categoria femminile e nella categoria seniors. Orbene, quelle del Tigullio, quelle facenti parte appunto dell'Associazione Donatori Palio, avranno una classifica che varrà per le 3 prove. In occasione dell'ultima giornata del 21 luglio, le Gozzi in Vettoresina non gareggeranno, però, visto che il 21 luglio il Palio Marinaro vivrà un insieme di grande spettacolo, ebbene in quella giornata avremo la rievocazione storica, come già anticipato, la finale dei Gozzi in Legno a declamare il vincitore 2019 e la premiazione finale di tutte le categorie del Palio 2019, con poi a seguire, ma quello se ne riparlerà, il concerto con una brava e molto affascinante cantante. So che molti di nostri affezionati telespettatori o spettatori sui lungomare confidavano di vedere magari questa o quella sono occupate, ma noi a Chiavari porteremo una icona della canzone italiana. Non ve lo dico perché se ve lo dico poi mi dite sì, quella lì appunto. Molto bene, l'arbitro è Renato Calvo della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso ed è il secondo arbitro. Giudice in arrivo è invece Manrico Fabbi della sezione della Spezia. Renato Calvo chiama l'allineamento della categoria junior.
Partita dunque la finale categoria juniores, la prima che vale veramente per quanto concerne anche la classifica federale della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso, sotto la cui egida si svolgono le gare. Orbene, Sesti Levante, la Lega Navale Italiana maglia biancorossa si schiera con Michel Ballisteri in timoneria e con lei ci sono Davide Coppo, Felix Fischer e ancora Gianmarco Piaggio e Giobatta Bacigalupo. Per quanto riguarda invece la formazione del gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana, la timoniera è Laura Floris, i vogatori sono Giacomo Pittari, poi abbiamo anche con lui in barca Cristiano Parodi, Angelo Broccati e Luca Capannelli. Una partenza abbastanza allineata, ancorché annotiamo come sia la formazione in maglia bianco-verde, Agostino Moltedo San Michele di Pagana, che prova ad allungare e quindi portarsi in prima posizione al comando. 1500 metri con 3 giri di boa e quindi qui la fatica si farà sentire, soprattutto dopo il secondo giro di boa. La temperatura, avevamo già rimarcato, sì, fa caldo ma non è così opprimente. Una brezza laterale sicuramente rinfrescherà i vogatori, ma attenzione perché al giro di boa, soprattutto al largo, potrebbe creare qualche ambasce proprio in fase di entrata e di uscita dalla viata medesima. 3 sono le tornate che devono affrontare gli equipaggi. Per il momento San Michele lievemente avanti su Sesti Levante, ma attendiamo ciò che deriverà e dall'entrata e soprattutto dall'uscita della virata medesima. Ancora maglie biancoverdi che paiono essere dominanti innanzi a quelle biancorosse del Sesti Levante. Attendiamo l'impostazione della virata che viene a essere già strutturata da San Michele. Vedremo cosa avverrà al momento di chiudere. Se si eccede nella chiusura, avete visto nella prova dei master, si rischia di rimanere abbarbicati alla bandierina, quindi di perdere secondi preziosi. Se si prende troppo larga poi bisogna recuperare, quindi automaticamente anche lì si rischia di perdere momenti importanti per quanto riguarda lo svolgimento della gara. Entra San Michele di Pagana al comando, annotiamo meno di un quarto di imbarcazione di vantaggio su Sesti Levante e vediamo subito San Michele che va letteralmente ad appiccicarsi alla propria bandierina. Sesti Levante sta ultimando l'uscita di virata, San Michele è ripartita nonostante quella lieve difficoltà a staccarsi dalla bandierina di competenza. Ha ripreso il largo l'Agostino Moltedo San Michele di Pagana, altrettanto dicasi per Sesti Levante che però deve raddrizzare lo scafo perché in uscita è rimasto lievemente storto rispetto alla traiettoria che dovrebbe nella sua corsia seguire. San Michele di Pagana ha tratto beneficio da quello che pareva fosse una difficoltà patita in uscita di virata, ha ripreso con grande lena la marcia, sospinto l'equipaggio da Laura Floris in timoneria. Vediamo come si sta pian piano rimpinguando il vantaggio. Difficoltà per Sesti Levante, difficoltà evidentemente, qualche atleta naturalmente è alle prime armi, quindi qualche problemino a mantenere e il ritmo di colpi e soprattutto anche l'inquadratura dello scafo. La timoniera Michel Ballisteri ha provato subito a contenere, a guidare al meglio il proprio equipaggio, che però adesso ha perso ulteriore terreno. C'è ancora un lungo tratto di mare, tutto è possibile, tutto può essere recuperato. Certo è il fatto che adesso quel minimo vantaggio che San Michele aveva a discapito di Sesti Levante, un quarto imbarcazione poco meno, adesso siamo a poter dire che si tratta di quasi un'imbarcazione. Tale e tanto è stato il distacco che è maturato dopo quella grossa difficoltà patita da Sesti Levante per rinquadrare la propria traiettoria, quindi la corsia di appartenenza. Vedete come si stanno avvicinando al secondo dei 3 giri di boa i ragazzi in maglia bianco-verde del gruppo sportivo Agostino Moltedo di San Michele di Pagana, del primo dirigente Mario Piana. A seguire gli atleti della Lega Navale Italiana di Sesti Levante del primo dirigente Fabio Quadri. Ancora annotiamo il giudice arbitro Marico Fabi controlla da terra ciò che avviene, ma sulla linea dell'arrivo c'è posto il secondo arbitro Renato Calvo, quindi eventuali anomalie o irregolarità verranno immediatamente sanzionate o dall'uno o dall'altro direttore di gara. Gira San Michele di Pagana al comando anche della seconda virata. Il vantaggio cospicuo, siamo sì poco meno di un'imbarcazione, ma veramente poco meno di vantaggio. Ancora difficoltà. San Michele ha un po' allargato adesso in uscita e quindi deve a sua volta raddrizzare la barca perché altrimenti rischiava di deviare sull'esterno. Sesti Levante è ripartito ma con difficoltà.
non hanno trovato la cadenza di colpi al momento giusta i ragazzi della Bimari, ne deriva quindi che il recupero su San Michele pare tortuoso, oltretutto avendo solo 2 scafi in lizza, evidentemente laddove uno denota un chiaro dominio, il secondo in quel momento magari si può anche un po' demoralizzare, laddove invece, come seguirà, avremo più di 3 concorrenti in lizza, certamente vedremo armi e soprattutto animi combattenti fino al termine. Sesti Levante ci prova a recuperare, San Michele a sua volta ha un po' mollato, San Michele di Pagana ha un po', come si suol dire, mollato i remi, anche per che è consapevole del fatto che il percorso è lungo, c'è ancora un giro di boa, quindi scoppiarsi, come si suol dire, tutto il tragitto ad alta velocità è rischioso, anche perché l'ultimo tratto di mare, quello che avvicina al traguardo, bisogna affrontarlo con grande serenità ma anche con grande lucidità mentale. Sesti Levante prova comunque, in maniera indefessa, a riguadagnare qualcosa su San Michele prima dell'ultimo giro di boa. E attenzione, perché in questa circostanza San Michele, che è al comando, deve gestire al meglio proprio e l'entrata e soprattutto l'uscita della virata. Naturalmente, oltre il campo di gara c'è un'imbarcazione della Lega Navale Italiana di Rapallo che da un lato protegge gli equipaggi in lizza, dall'altra controlla che non avvengano irregolarità da parte di questo o quell'altro proprio addirittura di terza e ultima virata. Attenzione quindi ancora San Michele, Sesti Levante, comunque sia, è il caso di rimarcarlo con la timoniera Michel Ballesteri, sta cercando di incentivare la parata proprio per non perdere ulteriore terreno. San Michele ha veramente rallentato molto dopo la seconda virata, può essere anche lo sforzo profuso precedentemente che ha comportato un calo di potenza nel tratto che gli sta avvicinando all'ultimo giro di boa, certo il fatto che Sesti Levante aveva quasi uno scafo di distacco, forse qualcosina è riuscito a riguadagnare. Attendiamo il responso che deriverà dall'ultimo giro di boa. Entra Agostino Moltedo, San Michele di Pagana, è sempre la bandierina che però evidentemente vi sono affezionati, ma crea alquanto ambasce, mollato con l'ultimo remo l'asta della bandierina, riparte il team San Michelino, ultima virata anche Sesti Levante, siamo rimasti su 3/4 di scafo di vantaggio ancora per San Michele, riprendono una via che li condurrà questa volta al traguardo, quindi San Michele di Pagana che evidentemente, come si suol dire, come avevamo annotato, ha ripreso fiato, adesso dà fondo alle energie rimaste in corpo e quindi attacca a piè sospinto per cercare di mantenere a debita distanza nelle fasi conclusive della finale categoria juniores l'unico avversario diretto che si ritrova, ovvero la Lega Navale Italiana di Sesti Levante. Ancora la truppa biancoverde con Laura Floris in timoniera molto esperta che poi ritroveremo anche su altri scafi del team San Michelino. Ebbene, Laura Floris sta infondendo la giusta concentrazione e anche sta dettando il giusto numero di colpi da mantenere costante proprio per evitare qualche brutta sorpresa in fase conclusiva. San Michele comunque al comando, ricordiamo, dall'inizio della gara. Per la truppa della frazione rapallese solo una decelerazione volontaria dopo l'effettuazione della seconda virata di boa, che peraltro non ha comportato grossi rischi, solo un lieve recupero di svantaggio a parte dei sestesi, ma nulla più. Dopo il terzo e ultimo giro di boa, campo libero e quindi si sfogano i ragazzi guidati da Laura Floris e si stanno avvicinando alla boa dell'arrivo e quindi a breve sentiremo il giudice arbitro Renato Calvo, che è sulla barca in linea d'arrivo, dare il beneplacito con la tromba al passaggio di questo e di quell'armo. Per intanto, gruppo sportivo Agostino Moltedo, San Michele di Pagana, maglia biancoverde, si sta avvicinando a piè veramente veloce al transito nell'ipotetica linea del traguardo che consegna l'acquisizione della vittoria in categoria junior nella prima prova a San Michele. San Michele davanti a Sesti Levante, ripetiamo, categoria juniores.
Stanno arrivando in zona di partenza i 5 armi categoria femminile che si daranno battaglia, e che battaglia! Sappiamo già che sarà una dura sfida a Remiera. Avevo in acqua numero 1 la Società Remiera Gianni Figari Santa Margherita Ligure, in acqua numero 2 il gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana, quindi in corsia numero 3 partirà la Lega Navale Italiana di Chiavari, in corsia numero 4 la Lega Navale Italiana di Sesti Levante e in corsia numero 5 il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Ultime fasi di riscaldamento, a breve il secondo arbitro Renato Calvo le convocherà in allineamento. Anche per loro, rammentiamolo, 1500 metri con 3 giri di boa. Gentilmente portarsi in allineamento tutte e 5 le compagini. Partita la finale categoria femminile, 5 armi in lizza. Abbiamo in acqua numero 1 Società Remiera Gianni Figari Santa Margherita Ligure, il timoniere Sebastiano Costantini, le vogatrici Silvia Simoni, Martina Frattoni, Micol Negrello, Sara Ambrosini. Acqua numero 2 gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana, la timoniera Laura Floris, le vogatrici Camilla Poli, Simona Ghigliotti, Elena Maddalo, Maria Teresa Medone. Acqua numero 3, Lega Navale Italiana di Chiavari Lavagna, il timoniere Gabriele Solari, le vogatrici Susanna Nicolini, Elisabetta Pellerano, Simona Nicolini, Alessia Benini. Acqua numero 4, Lega Navale Italiana Sesti Levante, la timoniera Michelle Ballisteri, le vogatrici Giulia Stagnaro, Anna Ballero, Chiara Maria Solinas, Cecilia Gianelli. Acqua numero 5, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, la timoniera Alice Chiarelli, le vogatrici Sara Solari, Martina Servente, Valentina Scalfi, Anita Bagigalupo. Santa Margherita Ligure al comando, immediatamente seguita dall'arma del San Michele di Pagana, mentre alle loro spalle il duello vivo tra Chiavari in acqua 3 e Sesti Levante in acqua 4, lievemente più indietro al momento la formazione di casa, ovvero il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Ma partenza veramente vibrante per ritmo di palata impressa ai remi da parte della Società Remiera Gianni Figari Santa Margherita Ligure, che ha preso il largo, si sta pian piano rimpinguando il vantaggio a discapito del San Michele di Pagana, prima del Chiavari Sesti Levante e del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi a seguire. Siamo già prossimi al primo dei 3 giri di boa con Santa Margherita Ligure che va per impostarlo. Attendiamo poi anche il responso che deriverà dai successivi passaggi di virata, anche perché Sesti Levante sta contrattaccando su Chiavari, quindi mentre Santa Margherita sta tenendo la prima posizione e lasciando i biancoverdi di San Michele in seconda piazza, per la terza posizione c'è il duello Sesti Levante Chiavari e prova ad insidiarsi anche la formazione rapallese del Circolo Pescatori Dilettanti. Attendiamo ancora Santa Margherita Ligure al comando, una corsia più esterna. Ai giri di boa, come avevamo già rimarcato in precedenza, ci sono grossi problemi per la ventilazione e per le correnti marine che creano molte difficoltà, quindi vedremo se le ragazze sapranno sopperire meglio dei maschi a tali defiance. Gira Santa Margherita Ligure, attenzione perché c'è letteralmente alle spalle del team San Michelino l'arma del Sesti Levante, quindi Sesti Levante ha scalzato Chiavari dalla terza posizione, Chiavari in quarta, in quinta ancora il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, ma attendiamo che riprendano tutte e 5 la marcia verso quella che sarà al momento la seconda tornata di boa, che poi successivamente varrà come traguardo finale. Santa Margherita Ligure ha veramente una marcia in più, sta veramente andando per la maggiore. San Michele ha provato a tenere testa anche in uscita di virata per non perdere il ritmo di colpi, che è davvero eccezionale da parte della truppa san margheritese guidata da Sebastiano Costantini in timoneria. E quindi Santa Margherita, poi a 3/4 di imbarcazione di distacco San Michele di Pagana, e poi attenzione perché dietro Sesti Levante ha avuto qualche difficoltà e Chiavari si è rimessa anche lei in difficoltà, sta risalendo il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Clamoroso ma vero, avevamo sottolineato e come i problemi derivanti dal vento e dalle correnti marine al giro di boa, e ne pagano dazio Chiavari e Sesti Levante. Ne ha tratto giovamento da par suo invece colei la quale era, prima del giro di boa medesimo, ultima, ovvero il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Colpo di scena e siamo solo a un quarto di gara. Nuova situazione, prima Santa Margherita Ligure, secondo San Michele di Pagana, terzo Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, quarto Chiavari, quinto Sesti Levante al femminile.
Società Rimira, Gianni Figari, Santa Margherita Ligure, con un autentico monumento del canottaggio sedile fisso al femminile, appunto, Silvia Simoni in posizione di capovoga. Ancora vedete come il ritmo del San Michele non è basso, tutt'altro, ma non riesce ad annullare quello frenetico impresso dai ragazzi del primo dirigente Luigi Figari. Ancora la Società Rimira Gianni Figari, Santa Margherita Ligure sta per giungere alla seconda tornata. Attenzione, entra al comando e attendiamo di distinguere il distacco che separa San Michele da Santa Margherita. È cospicuo assai, perché siamo oltre uno scafo abbondante il vantaggio di Santa Margherita su San Michele. E attenzione, perché dietro a San Michele c'è sì il circolo pescatori dilettanti rapallesi, ma stanno ritornando con grande baldanza sia la Lega Navale Italiana di Chiavari che quella di Sesti Levante. Ma per il momento Santa Margherita quasi 2 barche di vantaggio su San Michele, il quale ne ha una pochino di più di una sul circolo pescatori dilettanti rapallesi. E seguiamo la fase di incrocio, esce la truppa rapallese, entrano la formazione di Chiavari, quindi anch'essa ha quasi uno scafo di distacco dalle rapallesi, ma in coda alle chiavaresi vi sono le fanciulle della Bimare. Dunque Chiavari e Sesti a chiudere il lotto e cercano ovviamente di evitare l'ultimo posto. Deve raddrizzare lo scafo Chiavari deve raddrizzare lo scafo perché ancora rimane storto rispetto alla sua traiettoria. Risaliamo la china. Quinto Sesti Levante, quarto Chiavari. Uno scafo di vantaggio su Chiavari ce l'ha il circolo pescatori dilettanti rapallesi. Uno scafo di vantaggio lo ha San Michele di Pagana sulle cugine del circolo pescatori dilettanti, ma addirittura 2, quasi 3 di vantaggio lo ha Santa Margherita Ligure sulla seconda, ovvero su San Michele di Pagana. Una gara che aveva avuto un sussulto, un clamoroso colpo di scena, laddove al primo giro di boa Chiavari e Sesti, o per meglio dire Sesti e Chiavari, entrate in virata, si erano arenate là in mezzo al mare e ne aveva tratto giovamento la truppa del circolo pescatori dilettanti rapallesi. Poi vediamo che il proseguo della gara Chiavari ha recuperato qualcosina, Sesti Levante perde di vista ma non vuole assolutamente mollare e quindi cerca di rinvenire sulle cugine chiavaresi, ma tutto ciò che pare già chiaro e netto è che là in cima a tutte vi è Santa Margherita Ligure, che ne ha veramente una forza notevole ai remi, e ciò viene a determinare con il cospicuo vantaggio a discapito del San Michele. Terzo e ultimo giro di boa nella finale categoria femminile. Società Rimira Gianni Figari, Santa Margherita Ligure al comando. Attendiamo bene il giungere alla tornata di boa anche dell'Agostino Moteto San Michele di Pagana, che mantiene ancora vantaggio sulle cugine del circolo pescatori dilettanti rapallesi, quindi difficilmente, ovviamente salvo le faïence dell'ultimo istante, dovrebbero patire il recupero proprio delle giallo-blu in corsia numero 5. Santa Margherita, ecco che sta ultimando la virata, deve ancora addivenire alla propria bandierina San Michele di Pagana. Il saluto, non tanto amichevole, di coloro le quali escono con quelle che entrano in virata. Santa Margherita quindi che sta praticamente svolgendo una sorta di allenamento, ancorché lanciato, un allenamento che si è venuto a creare fin dall'inizio, perché effettivamente la partenza che ha avuto la truppa sammargheritese in avvio di gara è stata veramente di quelle che mozzano le gambe e anche il morale. Gira San Michele di Pagana al terzo giro di boa in seconda posizione. Poi vi è il circolo pescatori dilettanti rapallesi che comunque qualcosina ha rosicchiato sulle biancoverdi, devono però riprendere velocità i ragazzi in acqua 5, perché se altrimenti quel poco che hanno rosicchiato lo vanno a disperdere ulteriormente. Alle spalle delle rapallesi vediamo ancora Sesti Levante in lotta con Chiavari, e Sesti Levante che va ad accaparrarsi nuovamente la posizione innanzi alle chiavaresi. Quindi abbiamo visto al giro di boa numero 2 come effettivamente Sesti Levante cercasse di non perdere la scia del Chiavari, ma cammin facendo hanno ripreso una buona lena, il giusto ritmo le ragazze della Bimare, e si sono nuovamente anteposte alle chiavaresi. Ne deriva che dopo l'ultimo giro di boa risaliamo la china, quinto Chiavari, quarto Sesti Levante, terzo circolo pescatori dilettanti rappallesi, secondo San Michele, prima Società Rimira Gianni Figari Santa Margherita Ligure, che si sta avvicinando con passo sempre immutato, celere alquanto alla linea che delimita l'arrivo. L'arbitro Renato Calve pronto
utilizzando la tromba di competenza, a dare il là, quindi a confermare il transito dell'imbarcazione oltre la linea ipotetica del traguardo. Come potete notare c'è un abisso tra Santa Margherita Ligure e San Michele. Abbiamo veramente un mare aperto e ciò evidenzia ancora una volta di come la truppa guidata da Sebastiano Costantini ai remi sia venuta ben preparata e come nelle acque di Rapallo all'esordio del Palio Marinare Triguglio 2019, conseguendo dunque l'affermazione ma abbastanza chiara e netta nella finale femminile. Alle spalle di Santa Margherita ancora San Michele, si dà un'occhiata alle spalle, ma ci pare di poter dire che la seconda piazza sia ormai appannaggio delle biancoverdi del dirigente Mario Piana, il quale si rammarica un po' perché confidava in una vittoria, ma la deve rimandare alla prossima occasione. Però San Michele ciò che non rimanda è l'acquisizione del secondo posto, quindi dietro a Santa Margherita si va a piazzare la truppa san michelina. Poi la terza posizione è saldamente nelle mani delle ritrovate atlete del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Hanno beneficiato di un clamoroso errore in uscita di virata numero 1 e del Chiavari e del Sestri. Si sono situati in terza piazza e quella posizione non l'hanno più abbandonata. Lode e merito al Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi del primo dirigente Franco Vaccaro, così come un plauso va diretto anche a coloro i quali stanno giungendo Lega Navale Italiana Sestri Levante, che comunque ha dovuto recuperare ancora una volta il Chiavari e anticiparlo addirittura di terza virata per poi giungere innanzi appunto alle ragazze della Lega Navale Chiavarese in quarta posizione. Giunge ora l'ultima in lizza, Lega Navale Italiana Chiavari e Lavagna, ordine d'arrivo ufficioso in attesa della conferma arbitrale della finale categoria femminile. Prima Santa Margherita, secondo San Michele di Pagana, terzo Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, quarto Sestri Levante, quinto Chiavari. Partita finale categoria signores maschile, 5 compagini in lizza. In acqua numero 1 Associazione Canottaggio Porto Azzurro con il timoniere Alessandro Carminelli, i vogatori Dario Conte, Simone Carminelli, Davide Mancini e Kevin Viganego. In acqua numero 2 Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi equipaggio B, Lisa Maccaferri al timone, con lei in barca Bruno Battista Viviani, Giovanni Viacava, Sebastiano Costa, Matteo Viacava. Acqua numero 3 Lega Navale Italiana Sestri Levante, la timoniera Michel Ballisteri, i vogatori Giulio Quadri, Giobatta Bacigalupo, Filippo Perazzo e Simone Morgillo. Acqua numero 4 equipaggio A del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, Alice Chiarelli al timone, Jacopo Giovannini, Andrea Vaccaro, Filippo Montagna e Tommaso Orsini ai remi. E infine in acqua numero 5 Società Rimira Gianni Figari Santa Margherita Ligure, Sebastiano Costantini al timone, Riccardo Altemani, Alex Solari, Giambattista Figari e Giovanni Solari ai remi. 1500 metri anche come si confà. Lo scatto iniziale è stato operato proprio dalla compagine ospite dell'Isola d'Elba, ovvero Canottaggio Porto Azzurro. La seconda piazza al momento è occupata dalla truppa in acqua numero 2, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi equipaggio B, poi Santa Margherita Ligure in acqua 5 e a seguire abbiamo quasi sulla stessa linea il Sestri Levante, l'equipaggio A del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Velocità impressa ai remi da parte dei ragazzi elbani, sta rispondendo alla pari o quasi l'equipaggio B della truppa rapallese. Non è da meno la società Rimira Gianni Figari Santa Margherita Ligure in acqua numero 5. Ci stiamo appropinquando al primo dei 3 giri di boa con ancora i due lati del campo 1 e 5 si stanno controllando vicendevolmente, ancorché la truppa dell'Isola d'Elba è ancora lievemente avanti. Si sta comunque facendo sotto adesso Santa Margherita Ligure, che ha scalzato dalla seconda posizione l'equipaggio B del
Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Si stanno per allargare gli equipaggi per impostare la prima delle 3 tornate di boa e va con la prua in entrata, praticamente un soffio di prua innanzi a quella albana e quella di Santa Margherita. Davvero lo spizzico di prua della società Remiera Gianni Figari ad anteporsi al giro di boa numero 1 al canottaggio Porto Azzurro. Poi abbiamo una situazione quasi paritaria, ha perso qualcosa l'equipaggio B del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Ne ha tratto giovamento l'altra formazione rapallese e anche il Sesti Levante. Certo il fatto che proprio in entrata di virata Santa Margherita Ligure ha immesso la punta, ma che diciamo noi, 1 centimetro di prua innanzi a quella del Porto Azzurro e quindi si è portata al comando. Porto Azzurro che sta replicando da par suo, mentre annotiamo ancora come la brillante partenza dell'equipaggio B del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi sia stata frenata, evidentemente non ha beneficiato di una buona uscita di virata, ne ha tratto giovamento, dicevamo, l'equipaggio A, ma soprattutto ci pare di poter dire la Lega Navale Italiana di Sesti Levante. Ancora Santa Margherita, quello con la canoa che va disgraziatamente a infilarsi nel campo di gara, auguriamoci che venga sanzionato dalla Capitaneria di Porto, come minimo portare via la barca lasciandolo in mezzo al mare. Ritorniamo noi in mezzo al mare per seguire la fase, il duello tra Porto Azzurro acqua 1 e Santa Margherita Ligure in acqua numero 5. Poi vedete come i ragazzi del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi equipaggio B stanno cercando di recuperare, mentre la compagine A, sempre Rapallese del primo dirigente Franco Vaccaro, sta tenendo testa ai sestresi che si erano illusi di poter guadagnare la terza piazza facilmente. Così non è, perché adesso il duello vede Sesti Levante soccombe, le 2 formazioni rapallesi si stanno riproponendo, ancorché però, ricordiamolo, al comando vi è Santa Margherita con un lievissimo vantaggio sul Porto Azzurro e ci stiamo avvicinando al secondo dei 3 giri di boa. Attendiamo cosa deriverà dall'uscita di virata, perché l'entrata sicuramente sarà brillante sia da parte dei Tigullini che da parte degli Elbani. Ancora il bianco-blu della società Remiera Gianni Figari Santa Margherita Ligure al comando alla virata numero 2. Poi con meno di un quarto di imbarcazione di distacco il Porto Azzurro, quindi la rivitalizzata formazione B del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi con Lisa Maccaferri che ha spronato la riscossa dei suoi ragazzi. Sesti Levante si insinua beffardamente tra le 2 formazioni rapallesi, quindi si va a piazzare in quarta posizione al secondo giro di boa, lasciando in quinta piazza, ancorché distaccata di pochissimo, l'equipaggio A del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, quello guidato da Alice Chiarelli in timoneria. Risaliamo quindi con l'equipaggio A in quinta posizione, il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, Sesti Levante in quarta, mentre vediamo come baldanzosamente si vanno a riproporre all'attacco e degli Albani e dei Sammargheritesi l'equipaggio B della truppa rapallese. Si sono veramente ripresi dopo quell'attimo di difficoltà patito, e come al giro di boa numero 1 abbiamo una gara a Vispa, non è altrettanto brillante, non potrebbe essere come quella femminile, certo, però bisogna dire che anche la prova Signoris sta regalando grande canottaggio a sedile fisso, quello che naturalmente viene proposto poi anche sicuramente sui gozzi in legno, che sono poi l'anima del palio. Per intanto però i loro consociati, le loro diciamo cugine, imbarcazioni similari e nulla più allo scafo in legno, stanno regalando ancora grande spettacolo Remiro qui nelle acque di Rapallo, ospitando la prima prova del Palio Marinaio del Tiguglio 2019 organizzato dalla Lega Navale Italiana di Rapallo in collaborazione con il gruppo sportivo Agostino Motetto San Michele di Pagana. E siamo vicini all'ultimo giro di boa. Santa Margherita Ligure ancora un lieve vantaggio sul canottaggio Porto Azzurro. Attendiamo però sempre, prima di poter delineare meglio la posizione, ultimata la virata da parte di ambedue, perché ci pare che il Porto Azzurro abbia cercato di intensificare la parata proprio per sopperire al lieve distacco e, perché no, rendere la pariglia ai sammargheritesi in terza e ultima virata. Alle loro spalle tutto immutato l'equipaggio B del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, poi il Sesti Levante e poi l'equipaggio A sempre della truppa rapallese. Seguiamo l'evolversi dell'ultimo giro di boa, acqua 1 per la truppa di Porto Azzurro, acqua 5 per Santa Margherita Ligure, si allarga Porto Azzurro ma Santa Margherita riesce a precederlo ancora al comando Società Remiera Gianni Figari Santa Margherita Ligure. Il vantaggio peraltro non è diciamo aumentato, quindi è sempre minimo, ma basta e avanza per la truppa bianco-blu per rimanere al comando. C'è un momento di difficoltà in giro di boa soprattutto per uscirne. In entrata adesso
è stata ancora una volta in difficoltà l'equipaggio B del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Ci sono grossi problemi di ballonzolio dovuti, ricordiamo, alla corrente marina, che là davvero crea qualche difficoltà anche ai più esperti vogatori. Ritorniamo avanti perché Santa Margherita Ligure adesso prova a prendere il largo, vuole non rischiare, quindi incrementando il vantaggio potrebbe arrivare alle battute conclusive di questa finale di categoria con maggiore tranquillità. Il Porto Azzurro non demorde da par sua, è ospite sì in acque tigulline, ma sta dimostrando di essere un grande avversario. Non per nulla sono queste informazioni, la società Emilia Gianni Figari Santa Margherita e il canottaggio Porto Azzurro, compagini che si danno veramente tra le favorite per vittorie ai campionati italiani. I Gozzin Vetoresina, davvero formazioni molto forti, e le loro concorrenti da par loro hanno provato ad attenuare questa grande forza, ma ci pare di poter dire che Santa Margherita e Porto Azzurro stanno meritamente conseguendo le posizioni di vertice, con Santa Margherita che peraltro sta mantenendo la prima posizione, un'occhiata di traverso in cagnesco sugli avversari, i quali stanno veramente mordendosi le labbra per cercare di recuperare un vantaggio che peraltro è esiguo, ma che basta, e come in questo tratto conclusivo di gara alla società Emilia Gianni Figari di guardare e soprattutto di respirare un attimo con le battute conclusive sulla spinta del proprio timoniere Sebastiano Costantini, che avvicina la truppa bianco-blu al taglio dell'ipotetica linea del traguardo, ancora una volta in prima posizione. Società Emilia Gianni Figari Santa Margherita Ligure dunque che va ad eccellere anche nella categoria seniores maschile e va a conseguire la vittoria, precedendo nell'ordine la formazione del canottaggio Porto Azzurro. Una vittoria peraltro meritata, ancorché con grande difficoltà per la bravura degli albani. La terza posizione, che se ne dica, se la sono portata in casa i ragazzi dell'equipaggio B del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, con momenti di difficoltà, grande ripresa. Come l'Araba Fenice sono risorti dalle proprie ceneri e sono comunque salite sul podio, ragazzi dell'equipaggio B. La quarta posizione arride al Sesti Levante e la quinta all'equipaggio A del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale, quello ufficioso: primo Santa Margherita, secondo Porto Azzurro, terzo Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi B, quarto Sesti Levante e quinto Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, equipaggio A. Naturalmente adesso c'è da attendere un poco, ma a breve vedremo già scendere in acqua i Gozzi in Legno, che daranno vita alla prima finale a punti nella prova preparatoria della prova conclusiva del 21 luglio di Chiavari, nelle acque di Rapallo, la prima finale di Gozzi in Legno, a breve qui davanti a noi. Per quanto riguarda il Gozzi in Legno da 22 palmi, l'anima del Palio Marinaro del Tigullio. Da qui in avanti è la grande emozione del palio che si ravviva e che soprattutto sicuramente si trasmetterà in tutti voi. Allineamento da parte del secondo arbitro Renato Calvo. Ed è partita dunque la prova di finale per quanto riguarda il Gozzi in Legno. Vediamo che c'è una falsa partenza. Falsa partenza, quindi rientrare in allineamento. Allora, si chiede cortesemente agli equipaggi, comprendiamo che ci siano problemi di tenuta sul momento di partenza perché le correnti, il vento, però cerchiamo di collaborare in modo tale da evitare nuove false partenze. Grazie. E questa volta è partenza buona, quella che riguarda la finale di Gozzi in Legno da 22 palmi, quelli che sono l'anima del Palio Marinaro del Tigullio. Sono stati costruiti in maniera mirabile e quindi nel 1974 hanno iniziato a darsi battaglia. Ci mancano purtroppo 3 armi in lizza, ma siamo convinti che i 5 che saranno oggi a contendersi la vittoria nelle acque di Rapallo e che poi riproporranno tali di sfide nelle acque di Sesti Levante domenica prossima e anche domenica 7 luglio, ebbene siamo sicuri che regaleranno a voi le emozioni che negli anni hanno sempre saputo trasmettere a tutti coloro i quali, appassionati o anche non avvezzi al mondo del canottaggio
al sedile fisso, si sono avvicinati e sono rimasti sicuramente colpiti dalla bravura ai remi, ma soprattutto dalla grande difficoltà che necessita per portare a compimento la prova con queste imbarcazioni molto pesanti, molto difficili da governare, che solo la maestria di grandi atleti riesce a portare a termine con grande maestria. Ancora e soprattutto colei la quale campione uscente San Michele di Pagana è al comando. Agostino Monteso San Michele si aggiudicò l'edizione 2018 del Palio Marinaio del Tigullio nelle acque di Zoagli. È partita a lancia in resta, quindi nelle acque quasi di casa. Loro sono abituati a quelle maggiormente gradevoli per il loro vogare, ovvero quelli di San Michele appunto, però anche qui nelle acque rapallesi si stanno ben destreggiando. Alle spalle notiamo come al momento ci sia un duello abbastanza vivo tra Sesti Levante e la compagine del Chiavari in acqua 5. Rimane più indietro Lavagna e soprattutto in acqua numero 2 l'equipaggio di casa, ovvero il Rapallo. Primo giro di boa, adesso ultimata la virata andremo anche a nominare gli equipaggi in lizza, uno per uno i vogatori tutti. Avevamo detto San Michele al comando e San Michele non ha decelerato, quindi entra in virata al comando. La seconda posizione, vediamo la prua che beccheggia in alto, è quella del Sesti Levante, quindi Sesti Levante in acqua 4, poi vediamo che entrano quasi insieme Lavagna, Chiavari e Rapallo, davvero minimo il distacco l'uno dall'altro. Allora San Michele di Pagana che in acqua 1 è schierato con Laura Floris al timone, Simone Alessio, poi abbiamo con lui Matteo Colombini e ancora Michele Bozzano ed Giacomo Capannelli. In acqua numero 2 Lega Navale Italiana di Rapallo con la timoniera Giada Leonardini, i vogatori tutti stranieri, Lendi Bitiqui, Eno Limoni, Meriton Mazzercu e Regis Piloci. In acqua numero 3 abbiamo la compagine della compagnia Remiera Lavagnese con Diego Boggiano al timone, Massimo Edera, Giorgio Forni, Emanuele Capuzzo ed Emanuele Vaccarezza ai remi. E ancora in acqua numero 4 la formazione della Lega Navale Italiana di Sesti Levante con Michel Ballisteri al timone, Edoardo Cascino, Domenico Balotta, Filippo Franchini, Antonio Sanguinetti ai remi. E quindi in acqua numero 5 la compagine della Lega Navale Italiana di Chiavari e Lavagna con Susanna Nicolini al timone, Gabriele Solari, Daniele Gervasi, Marco Rocca e Francesco Ballardin ai remi. Le compagini nel frattempo hanno ripreso già da quel dì il tratto di mare che li riavvicina all'arrivo e abbiamo visto come c'è stato un capovolgimento di fronte. Dopo il primo giro di boa è cambiata la situazione perché al comando adesso c'è la Lega Navale Italiana di Sesti Levante. Problemi evidentemente addirittura di virata per San Michele, ne ha tratto giovamento e il Sesti Levante che adesso è al comando e anche la truppa di casa, Lega Navale Italiana di Rapallo. Poi vediamo che San Michele sta duettando con Chiavari per la terza posizione. Al momento a chiudere il lotto dei concorrenti è Lavagna, compagnia Remiera Lavagnese. È ancora lungo il percorso e soprattutto potrebbe essere ancora ricco di colpi di scena. Abbiamo già annotato uno dopo il primo giro di boa. Attendiamo l'evolversi della seconda tornata. Lega Navale Italiana di Sesti Levante che si è ritrovata di punto in bianco, lei che era terza addirittura in prima posizione. E adesso, così è il sodalizio del primo dirigente Quadri, Fabio Quadri, ebbene il sodalizio in questione è al comando. Annotiamo a breve il vantaggio che Sesti Levante ha su Rapallo Lega Navale Rapallo con 3/4 di imbarcazione di distacco da Sesti Levante e immediatamente dietro a Rapallo c'è San Michele, quindi una lotta fratricida e dietro a questi due la Lega Navale Italiana di Chiavari che peraltro potrebbe trarre giovamento. Ancora difficoltà per San Michele per riprendere la marcia verso il lago e anche Rapallo, ma la corrente davvero sta creando grosse difficoltà. Risaliamo la china, Lavagna in quinta posizione, Chiavari in quarta, San Michele in terza, Rapallo in seconda, Sesti Levante al comando. Ed ecco che tutti e 5 i gozzi da 22 palmi, 4 vogatori più un timoniere, 5,50 m di lunghezza cada uno, si riportano verso il largo da dove effettueranno il terzo e ultimo giro di boa. Ci pare di poter dire che, come anche confermato il giudice di partenza Renato Calvo, tutto è regolare, quindi abbiamo un San Michele che prova e da un lato
a togliersi di torno i cugini di Rapallo e dall'altra rimontare su un Sesti Levante che veramente ha avuto un guizzo in uscita di virata numero 1 e quel guizzo è stato bene augurante per la truppa della Bimari. I corsari di Sesti Levante quindi stanno capeggiando questa finale di Gozzi in Legno e nelle acque di Rapallo, prima prova del Palio Marinaro del Tigullio edizione 2019, 60esima complessiva, 46esima della nuova era. Ancora Sesti Levante, poi il duello Rapallo-San Michele, si alternano con le parue uno innanzi all'altro. San Michele prova ad allungare ma Rapallo non lo molla, e poi c'è, attenzione, la Lega Navale Italiana di Chiavari in acqua numero 5, Sorniona sta controllando il duello tutto rapallese, magari potrebbe approfittarne in occasione della terza e ultima virata di boa. Attendiamo ancora Sesti Levante, a chiudere il lotto permane al momento Lavagna. Attendiamo di vedere cosa deriverà dall'ultimo giro di boa. Il nostro operatore Giovanni Castello, Teleradio Pace, ricordiamo, lo manderà in onda martedì sera sul canale 2, canale 85 alle ore 20:50, tutto il palio minuto per minuto nelle acque di Rapallo. Bene, Giovanni Castello sta riprendendo in lontananza l'Armo che capeggia ancora la finale qui in acqua 1, in corsia numero 4, ma nella prima prova del palio è Sesti Levante. Ancora Sesti Levante, vediamo la seconda posizione, perché stanno arrivando, decelerando un poco, anche in virtù della corrente che potrebbe portarli eccessivamente fuori corsia. Decelerano sia Rapallo che San Michele, e c'è anche Chiavari, attenzione, perché veramente potrebbe essere la sorpresa del giorno. Gira San Michele, dunque San Michele è secondo, poi la parua di Rapallo riesce a rimanere innanzi a quella di Chiavari e a quella di Lavagna, che chiude il lotto dei concorrenti. Risaliamo in cima, Sesti Levante guarda il cammino delle avversarie e prosegue nella sua marcia imperiosa, solitaria al comando. Lega Navale Italiana di Sesti Levante, mentre ha saltato la boa Rapallo e deve ripeterla. Errore di Rapallo, clamorosa, quindi già è una posizione guadagnata da Chiavari. E però la cosa più grave è l'errore macroscopico di Rapallo, immediatamente segnalato, e quindi ha dovuto, pena squalifica, tornare sui propri passi e rieffettuare la virata. Quindi nuova situazione a poche battute dal termine. Al comando Sesti Levante, secondo San Michele, terzo Chiavari, quarto Lavagna, quinto Rapallo. Questo è quindi l'ordine parziale quando veramente le battute conclusive si stanno ormai avvicinando per la Lega Navale Italiana di Sesti Levante, che veramente è una incredibile novità. Non molti in verità avevano dato come sicura protagonista fin dalla prima prova l'Armo Sestese. Sta dimostrando di essere pienamente in forma e dovrà poi confermarlo ovviamente nelle due successive regate nelle acque di casa, quindi potrebbe essere un inizio bene augurante nelle acque rapallesi. Il passo che potete notare gagliardo e soprattutto cadenzato alla meraviglia dalla timoniera Michelle Ballisteri dei suoi atleti. Hanno una parata costante, non hanno perso un colpo, non hanno assolutamente concesso regalia alcuna a San Michele, e prima anche a Rapallo, che poi si è perso nell'ultima virata con l'errore, ha saltato la virata, quindi ha dovuto ripeterla. Certo il fatto che la Lega Navale Italiana di Sesti Levante meritamente va a conseguire la vittoria nella prima prova del Palio Marinaro del 2019 nelle acque di Rapallo su Gozzi in Legno. Un Sesti Levante davvero incredibile, ma soprattutto tenace, ha saputo portarsi al comando e da quel momento non c'è stato più trippa per nessuno, come si suol dire. Sesti Levante quindi, noi naturalmente daremo l'ordine d'arrivo ufficioso, attendiamo quello ufficiale da parte dell'arbitro Calvo e del primo arbitro Marico Fabbri. Certo il fatto che il duello, vedete adesso vede San Michele, poi c'è anche un Lavagna in recupero su Chiavari, e attendiamo perché stanno arrivando quasi simultaneamente Chiavari e Lavagna. Attendiamo, dovrebbe essere riuscita la truppa di Chiavari a mantenersi innanzi a Lavagna. La quinta piazza, con molta rabbia sicuramente internamente covata dalla Lega Navale Italiana di Rapallo, stavano lottando alla pari con i cugini di San Michele all'ultima tronata di boa. Anziché oltrepassare la boa, l'hanno anticipata, così facendo è irregolare, o la ripeti o vieni squalificato. L'hanno ripetuta, ma così facendo hanno perso ogni speranza di podio. Attendiamo
il responso ufficiale a parte degli arbitri per dare l'ordine d'arrivo ufficiale di questa prima prova del palio Gozzi in legno, e poi naturalmente attenderemo qui davanti alla nostra postazione l'addivenire degli equipaggi che si sono schierati sui podi nelle varie categorie. Vediamo, attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale che viene confermato. Allora, Armo, primo classificato nelle acque di Rapallo, Lega Navale Italiana Sesti Levante. Secondo, gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. Terza, Lega Navale Italiana di Chiavari. Quarta, compagnia Remiera Lavagnese. Quinta, Lega Navale Italiana di Rapallo. E quindi abbiamo un Sesti Levante che capeggia la classifica parziale con 8 punti, 7 San Michele, 6 Chiavari, 5 Lavagna e 4 Rapallo. Questo per quanto riguarda i Gozzi in legno. Per quanto concerne il proseguo del cammino del Palio Marinario del Tigullio, ricordiamo domenica prossima 30 giugno a Sesti Levante, gara organizzata dalla locale sezione della Lega Navale, poi il 7 luglio nuovamente nella città dell'Abimare con partecipazione di organizzazione tra la Lega Navale e la compagnia Remiera Lavagnese, e poi naturalmente il gran finale domenica 21 luglio a Chiavari, finale che verrà preceduta dalla rievocazione storica, la quarta edizione della rievocazione storica del primo palio marinaro, e poi la finale del palio, e poi la premiazione finale e la chicca, la fanciulla che avevamo detto che canterà. Chi sarà? Non ve lo diciamo, non ve lo possiamo dire. Vi aspettiamo tra poco per la premiazione dei protagonisti di oggi. Giovanni Castello, Teleradio Pace, immortalerà coloro i quali verranno premiati, quindi cercate di fare un sorriso, anche se siete arrivati terzi, e meritavate di arrivare quarti, però siete arrivati terzi, non c'è problema, voi sorridete sempre. Noi partiremo con la premiazione della categoria Master, quindi i vecchietti che ogni tanto ci ricordiamo che esistono, anche per le premiazioni, non soltanto quando dobbiamo commentarne le gesta sportive. Allora, innanzitutto per cominciare le premiazioni chiamerei la Presidente dell'Associazione Amatori Palio del Tigullio, Carolina Birindelli. A lei l'onore di iniziare con la categoria Master. Quindi, Armo, terzo classificato categoria Master, gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. Abbiamo il rappresentante Roberto Poli. Non dia le spalle alla telecamera, subito abbiamo colto in fallo. Avvicinarsi alla presidentessa Birindelli naturalmente, perché se no anche le riprese rimangono un po' allargate. San Michele di Pagana che ha provato ma non è riuscito. Quest'oggi c'era qualche vogatore sovrappeso, il quarto, io lo metterei un po' a bacchetta. Giusto? Molto bene. San Michele di Pagana, terzo classificato categoria Master. Grazie Presidente. Primo direttore di gara, giudice arbitro Manrico Fabri della sezione arbitrale della Spezia, per consegnare il premio all'equipaggio secondo classificato categoria Master, Lega Navale Italiana Sesti Levante. Arrivano i rappresentanti. Il più anziano è sempre così, viene data sempre la colpa al più anziano. Però intanto secondi lo siete arrivati, avete anche disputato una ottima prestazione, quindi per la vittoria vi aspettate le acque di casa che sono più propizie a tal fine. Grazie e complimenti Sesti Levante. Allora, l'assessore allo sport del comune di Lavagna, dottor Romanengo, cortesemente a lei la premiazione dell'equipaggio che si è aggiudicato la prova categoria Master, ovvero Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. E qui, naturalmente, grazie a Valentina Scalfi, la timoniera, perché altrimenti al giro di boa andavano dritti. Perché i ragazzi del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, non nuovi a queste imprese, solitamente quando escono dal porto di Rapallo si indirizzano ai loro verso mete ricche assai. Meno male che Valentina Scalfi ha girato il timone
e hanno condotti mirabilmente alla vittoria. Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, primo classificato categoria Master. Dai Master passiamo agli Junior, quindi dai meno giovani a coloro i quali si faranno anche ai remi. Soprattutto chiamo il consigliere delegato allo sport comune di Rapallo Vittorio Pellerano per consegnare il premio a coloro i quali sono giunti secondi, ma sicuramente saranno più bravi domenica prossima, ovvero Lega Navale Italiana Sesti Levante Junior. Hanno provato ad insidiare l'armo concorrente, ma effettivamente gli altri avevano una piccola marcia in più. Non bisogna comunque sconsolarsi, tutt'altro. Grazie. Giannetto Bonicelli, dirigente della compagnia Remiera Lavagnese. Lei l'onore di premiare l'equipaggio che si è aggiudicato la categoria Junior, ovvero Gruppo Sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. Grazie San Michele, biancoverdi, con l'esperta Laura Floris al timone. Chissà come mai gli equipaggi con timoniere donne eccellono. Quelli, al maschile ovviamente, quelli che hanno dei timonieri maschi, Comunque sia, Gruppo Sportivo Agostino Moltedo per questa volta gli è andata bene grazie a Laura. Complimenti! Passiamo ai senior. Secondo arbitro di oggi, Renato Calvo della sezione arbitrale di Genova. A lei l'onore di premiare l'Armo, terzo classificato categoria senior, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi equipaggio B. L'equipaggio A si è perso per strada. L'equipaggio B ne ha ben donde di essere soddisfatto. Naturalmente Lisa Maccaferri, mentre Alice Chiarelli, che era nell'equipaggio A, domenica prossima, va. Ragazzi del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi che nelle acque di casa hanno portato a casa una medaglia comunque di grande spessore, visto gli avversari con i quali hanno dovuto confrontarsi. Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, equipaggio B, terzo classificato senior. Complimenti! E torna a noi il consigliere delegato di Rapallo Vittorio Pellerano, non fosse altro perché abbiamo l'equipaggio che è giunto da più lontano e ne siamo ben orgogliosi. Armo, secondo classificato, canottaggio, Associazione Sportiva Canottaggio Porto Azzurro, Isola d'Elba. Formazione che in varie occasioni negli ultimi anni è stata presente nel nostro golfo, specie in occasione della festa di San Michele di Pagana, dunque del Super Palio Remiero della Regione Liguria. Quest'oggi hanno lottato alla pari con coloro i quali poi hanno prevalso e comunque siamo lieti di avervi avuti i nostri ospiti e, perché no, di rivedervi magari in una delle prossime nostre domeniche. Grazie, complimenti e buon viaggio di ritorno a canottaggio a Porto Azzurro. Carolina Birindelli. Torna a noi la presidente dell'Associazione Nuotatori Palio del Tigullio per premiare l'equipaggio primo classificato nella categoria senior, ovvero Società Remiera Gianni Figari Santa Margherita Ligure. Cominciano a sentire gli anni anche loro e sono nei senior, poi specie quelli con la barba incolta. Il timoniere ai lui dice: beh, io la vittoria li ho portati, ma a me nessuno paga la pizza. Occhio ragazzi che vi tocca. Complimenti per la Società Remiera Gianni Figari Santa Margherita Ligure, primo classificato nella categoria seniores. Complimenti. Adesso la categoria femminile, ahimè, purtroppo, care ragazze, vi dovete cuccare, non abbiamo degli adoni tra i premianti, non abbiamo Roberto Bolle, se no mi sareste svenute tutte, avreste vinto tutte le gare, avreste avuto Roberto Bolle. E invece qui non bolle nulla in pentola e dobbiamo accontentarci del dottor Romanengo, assessore comune di Lavagna allo sport, per premiare il terzo classificato
nella categoria femminile, ovvero Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Le fanciulle di casa, lo so, sul loro volto l'allegria del terzo posto va a mischiarsi all'amarezza di non aver avuto un super fusto. Noi ci proviamo alle premiazioni finali a portare Tizio, Caio e Sempronio, però poi sapete, uno è sposato, l'altro è accompagnato, l'altro ha già 2 amanti al carico, non può venire, non può venire. Casomai mi farò in 4 io. Complimenti frattanto, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, terze classificate nel femminile. E chiamiamo, proprio come atto di gentilezza, il primo arbitro Manrico Fabbri della Spezia. Venga a noi. Ah, ecco, era già da quella parte. Lui si è ingambato per andare, premia il secondo classificato, ovvero la compagine del gruppo sportivo Agostino Voltedo San Michele di Pagana al femminile. Passo celere, è la Poli che va di corsa come al solito, è ormai riconosciuta, la conoscono tutti. Naturalmente anche qui Laura Floris non può mancare e infatti hanno vinto. Il secondo posto, avete vinto un secondo posto. Se c'era un maschio arrivavano quarte come minimo. Ragazze del gruppo sportivo Agostino Voltedo San Michele di Pagana, seconde classificate, congediamo. E poi non mi si dica che non sono bravo, Vittorio Pellerano, a lei. D'altronde, ma ci mancherebbe che poi qualcuno la gambizza quando torna a casa. Allora, equipaggio primo classificato nella categoria femminile, signori, Società Rimira, Gianni Figari, Santa Margherita Ligure. Eccoli che arrivano. Naturalmente abbiamo sempre lei, la capostipite di una lunga serie di vittorie, perché lei di titoli, oltre agli italiani, anche nell'ambito del palio ne ha conseguiti tanti, con varie maglie diverse, anche in costume, vincerebbe anche in costume Silvia Simoni. Complimenti soprattutto all'equipaggio tutto della Società Rimira Gianni Figari Santa Margherita Ligure, prima classificata nella categoria di competenza femminile. Grazie. E andiamo alla premiazione del legno. Naturalmente per la terza posizione invito la presidente dell'Associazione Amatori Palio del Tigullio, Carolina Birindelli. Non fosse altro che la terza posizione comunque già importante, però tira sul morale avere la presidentessa che consegna, anche perché è un momento importante, è una dolce sorpresa, perché oltre alla coppa ai loro solo quelli dei gozzi in legno avranno un'altra sorpresa e non possono dire no, mannaggia, diranno perché niente proprio di meno che un gelato gratuito offerto dalla gelateria Frigidarium con sorpresa aggiunta. C'è un gratta e vinci, chi vince va in crociera e invita gli altri, spero. Ma Armo terzo classificato, che non vedono l'ora di mangiare il gelato, Lega Navale Italiana di Chiavari e Lavagna. Hanno saputo recuperare, erano partiti maluccio, poi dopo, anche in virtù di un errore purtroppo commesso da un'altra società e un giro di boa, hanno recuperato e addirittura si sono mantenuti sul podio. Quindi un inizio migliore non ci poteva essere. Susanna Nicolini ovviamente era al timone, lei non poteva, e quindi terza posizione per Lega Navale Italiana di Chiavari. E buon gelato a tutti voi. Allora, saliamo di un gradino, in questo caso dottor Romanengo, assessore al comune di Lavagna allo sport, ovviamente. L'equipaggio secondo classificato ha provato, ed era partito bene, a contrastare la leadership di coloro i quali hanno vinto. Poi i giri di boa sono stati veramente oggi molto molto fastidiosi, quelli al largo soprattutto. La corrente marina non ha beneficiato questo equipaggio, ma tuttavia merita un grosso applauso. Secondo classificato, gruppo sportivo Agostino Voltedo San Michele di Pagana. C'era stata la lotta iniziale con San Michele, Rapallo e Sesti Levante, poi i giri di boa, abbiamo già menzionato, hanno creato più di un assillo
e purtroppo anche San Michele ha pagato dazio, perché gli altri, quelli che sono arrivati avanti, hanno spiccato il volo, si sono letteralmente lasciati un margine notevole alle spalle, e quindi per San Michele buona per mezzodire la prima, ci rivediamo domenica. Secondi classificati, gruppo sportivo Agostino Motello San Michele di Pagana. Chiudiamo in bellezza, anche per voi gelato, nella coppa. Vittorio Pellerano, consigliere delegato comune di Rapallo allo sport, naturalmente, come ospitante, avrà l'onore di consegnare la coppa all'equipaggio che, con un pizzico di sorpresa, ma meritamente, consegue la vittoria. Gozzi in legno, prima prova del Palio Marinaro 2019 nelle acque di Rapallo. Armo, primo classificato, Lega Navale Italiana Sesti Levante. Formazione della Bimare, con il primo dirigente Fabio Quadri che non ci credeva, non credeva ai suoi occhi, visto l'effettiva risalita e anche poi scatto fulmineo portato dalla truppa della Bimare. I corsari hanno dimostrato di essere tali proprio nelle acque di Rapallo, quindi hanno avuto davvero una grande spinta, una grande prestazione, e quindi per Fabio Quadri un avviso: questa è la prima vittoria, se domenica 7 fanno il bis preparatevi a sganciare molte pizze assai, anche per voi i gelatori in coppa. Naturalmente siamo arrivati in fondo, vogliamo ringraziare innanzitutto il Comune di Rapallo per l'ospitalità in questi 2 giorni dedicata alla presentazione prima e alla disputa delle prove poi. Ringraziamo la Lega Navale Italiana di Rapallo che ha organizzato le prove in partecipazione col gruppo sportivo Agostino Motello San Michele di Pagana. Vi rimandiamo in toto a domenica prossima nelle acque di Sesti Levante per la seconda prova preparatoria del Palio Marinaro 2019. Vi ricordo altresì che tutto il palio minuto per minuto andrà in onda su Telepace 2, canale 85, martedì sera, ore 20:50. Grazie a Giovanni Castello per le riprese, a tutti voi da Gianrico Semorile la più cordiale buonasera.